Stavolta, visto che è venuto un presidente di una nazione da noi, io sono andata a sentire, sono andata in consiglio con tutta la mia buona volontà, se non fosse che l'occhio è caduto sulla mancanza della bandiera sarda inizialmente, per cui c'erano le altre bandiere, quindi europea, c'era la bandiera italiana e la bandiera cerimoniale loro. Mancava la bandiera sarda, per cui una nota fortemente stonante, quindi ho chiesto dove fosse la nostra bandiera, l'hanno tirata fuori e però l'hanno posizionata assolutamente dietro le altre tre, ma in una posizione chiaramente punitiva. È stata un'umiliazione ancora più pesante, per cui era meglio veramente che non avessero portato nessuna bandiera. Alla fine io ho pensato di andare via, quindi ne ho parlato con alcuni consiglieri e con dei funzionari, per cui se la bandiera sarda non veniva allineata alle altre bandiere io avrei abbandonato l'aula. Poi c'è stato un motto di ribellione anche da parte, tra l'altro, di consiglieri di centrodestra, per cui è stata riallineata la nostra bandiera, quindi così sono andate le cose. Volevo sentire questo capo di Stato quale messaggio doveva portare ai sardi. Tutto qui, ha preso un impegno, noi inutile dire che non ci crediamo perché ormai il livello di scontro fra la Sardegna e lo Stato italiano è alla massima potenza, per cui le promesse e gli impegni presi così mi auguro veramente che possano aver seguito. Una cosa che trovo terrificante, l'ennesimo oltraggio, sta nel fatto che mentre il Presidente dello Stato italiano incontra le rappresentanze delle categorie dei lavoratori legati all'industria, quindi Vinyls, Alcoa, Euroallumina, eccetera, eccetera, mancavano e sono stati esclusi praticamente dall'incontro col Presidente tutte le rappresentanze del mondo agropastorale e non solo. Per cui la mia preoccupazione è che si stia facendo un gioco sporco, prima il problema della discriminazione che non è comprensibile, perché i lavoratori dell'industria sì e quelli delle attività tradizionali no, perché? E la mia preoccupazione è che la risposta stia nel fatto che si stia giocando proprio a mettere una categoria contro l'altra, quindi il mondo dell'industria contro l'agropastorale, in un momento in cui invece tutte le categorie dei lavoratori in Sardegna, visto che sono tutte fortemente travolte dalla crisi, in un momento in cui si stavano unendo. Per cui c'è stata, a mio avviso, una volontà di spaccare l'unità delle rappresentanze, un'unità che fra l'altro si sta concretizzando in questi ultimi tempi. Credo che non sia che l'inizio. Si spaccheranno? Le nostre categorie? Ma io mi auguro assolutamente di no, perché purtroppo questa crisi terribile sta affossando tutto il nostro sistema. Dividerci in un momento come questo non ha senso, risponderemo proprio alle esigenze degli interessi che vanno oltre i nostri, per cui in un momento come questo più che mai l'unità di tutte le categorie è determinante. Il Presidente Napolitano che impegno ha preso con noi? Ma lui dice che è molto sensibile ai problemi della Sardegna e che per quanto riguarda il problema, quella che comunemente chiamano, termine che io non amo molto, vertenza delle entrate, quello è un diritto, no? Certo. È il diritto al fatto che le entrate fiscali rientrino in Sardegna perché sono maturate in Sardegna, lavorate e sudate dai sardi. Per cui devono rigorosamente restare qui da noi, sperando davvero che si arrivi nel giro di breve tempo alla costituzione di un ufficio sardo delle entrate. Le nostre entrate fiscali non devono superare e non devono varcare il mare perché è un'anomalia. Lui, Napolitano, dice che questo è un diritto, per cui lui si batterà perché i diritti dei sardi vengano rispettati. Dalle parole ai fatti. Stiamo a vedere. Fatti.